In 3 minuti, la nazione siciliana, notiziario del 16 settembre 2024. Palermo città violenta, risse e aggressioni continue. Sminuire non serve, dire che Palermo è una città violenta non è allarmismo, è semplice realismo. Nella giornata di sabato un assistente della Croce Rossa è stato aggredito a pugni da un ciclista al quale aveva consigliato prudenza. Un 37enne è stato malmenato senza ragione da una banda di ragazzini e 30 persone sono state coinvolte in una rissa notturna. La polizia mette il massimo impegno, ma servono misure eccezionali. Si prepara in regione la finanziaria Quater. Nel pieno delle fibrillazioni di maggioranza, l'assessore all'economia Alessandro Dagnino sta preparando con serenità e consultandosi con il presidente e la squadra di governo la quarta manovra finanziaria del 2024, che dovrà decidere come spendere il tesoretto di 250 milioni immediatamente utilizzabile. Obiettivo evitare l'assalto ai deputati e garantire fondi per imprese, sviluppo e carovoli. Coldiretti, subito aiuto per i produttori di grano. Coldiretti Sicilia, che sempre più autorevolmente rappresenta il mondo degli agricoltori e allevatori siciliani, lancia l'allarme sul grano. Ai cerealicoltori, che quest'anno hanno subito perdite ingentissime, dice Coldiretti, deve arrivare un aiuto subito. È necessario che lo stanziamento nazionale di 15 milioni di euro e quello regionale di 10 milioni vengano accorpati ed erogati per le semine e bisogna individuare un iter veloce, come quello per il bonus fieno. In compenso sull'Etna vendemmia record. Per l'Etna sarà invece una vendemmia da incorniciare. Si prevede un ottimo raccolto in termini di qualità e di quantità ai livelli di 2 anni fa e molto meglio dell'anno passato, nel quale il raccolto venne danneggiato dalla peronospora. Le prime stime si attestano su un più 60% rispetto al 2023, probabilmente un unicum in una Sicilia fortemente provata dalla crisi idrica. Temperature medie d'agosto 1,5 gradi in più. Le temperature del mese di agosto in Sicilia confermano che nel 2024 l'aumento delle temperature è la norma e non più un'anomalia temporanea. Lo dicono i dati del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano. La temperatura media regionale è stata stimata pari a 26,5 gradi centigradi, superiore di 1,4 gradi rispetto alla norma del periodo 2003-2022. L'agosto più caldo rimane comunque quello del 2021. Nel ricordo di Padre Puglisi, beato antimafia siciliano. 31 anni fa, il 15 settembre 1993, cadeva ucciso dalla mafia il beato Padre Pino Puglisi, parroco di Brancaccio. Educando i ragazzi secondo il Vangelo vissuto, ha detto Papa Francesco, li sottraeva alla malavita e così questa ha cercato di sconfiggerlo uccidendolo. In realtà però è lui che ha vinto. Nel 2012 Papa Benedetto XVI lo proclamò beato. Il dovere dell'intera Sicilia è ricordarlo e continuare la sua opera. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.